Ragazzi, buongiorno e benvenuti sul canale. Oggi siamo sull'altopiano di Asiago, precisamente a Cogollo del Cengio, e saliremo al Monte Cengio attraverso una strada molto particolare costruita ai tempi della Prima Guerra Mondiale, la strada dei Granatieri. Siamo partiti dal piazzale Principe del Piemonte con -2 gradi e oggi è il giorno di Pasquetta. L'escursione comunque, vedrete, è molto interessante e molto suggestiva sia per l'ambiente in cui ci troviamo, ma anche per i fatti bellici della Prima Guerra Mondiale. Il sentiero che abbiamo imboccato è una mulattiera di arroccamento, chiamata anche granatiera. La sua funzione era quella di permettere l'accesso alla parte sommitale distante dall'occhio del nemico e quindi dal tiro del nemico. Si sviluppa per circa 4 km, consentendo di arrivare alla cima del Monte Cengio a 1347 metri. Tutto il tragitto avremo questa stupenda visuale sulla Val d'Astico e poi dietro sulla pianura che toglie veramente il fiato. Adesso siamo al piazzale dei Granatieri, 1275 metri, e in 20 minuti circa raggiungeremo la cima del Monte Cengio. Il generale Cadorna aveva inviato proprio sull'altopiano di 7 comuni la brigata dei Granatieri di Sardegna ed era comandata dal generale Pennella, e questi non avevano altro che il compito di fermare le truppe austriache. Il 3 giugno però del 1916 le truppe austriache riuscirono ad entrare sul Monte Cengio e quindi per i granatieri della brigata Sardegna ci furono migliaia e migliaia di perdite. E questa era appunto la galleria di comando e di ricovero proprio sotto la cima. Targa in onore del generale Pennella, appunto comandante dei Granatieri di Sardegna. Pensate che da circa 10.000 uomini che erano giunti ad Asiago riuscirono a salvarsi poco più di 1.000, e quindi il 3 giugno del 1916 Monte Cengio cade nelle mani degli austriaci. Una ventina di giorni dopo però le truppe italiane riuscirono a riprendere possesso del Monte Cengio e di tutto il pianoro fino alla Val d'Assa. In un momento successivo, per collegare tra di loro dei sistemi difensivi che furono costruiti dopo questo evento, si costruì appunto la mulattiera di arroccamento, e che in seguito fu denominata la granatiera in onore del corpo che qui difese la pianura veneta. Ragazzi, spero che questa escursione vi sia piaciuta, interessante non solo dal punto di vista panoramico ma soprattutto dal punto di vista storico, e io vi invito ad iscrivervi al canale e a seguirmi nelle prossime avventure. Un abbraccio e al prossimo!